Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 4 settembre. Prima pagina della Padania. Signor Prefetto, se li tenga lei. Regione Lombardia fa sapere sarebbe opportuno che si riservassero gli spazi delle prefetture all'accoglienza di presunti profughi e clandestini. Commenta Matteo Salvini, Grillo sui rischi dell'immigrazione si è svegliato un po' tardi, i 5 Stelle hanno cancellato il reato di immigrazione clandestina e ad Alfano dico ti rimane una cosa da fare, dimettiti. Mentre l'altro titolo di prima pagina della Padania torna sul caso dei Marò, il governo dà ragione alla Lega, a casa o via da tutte le missioni. Stop a tutte le missioni se non ci ridate i Marò. Vince la linea leghista. L'esecutivo accoglie a sorpresa un emendamento leghista che stravolge l'inconcludente strategia italiana. Ansia per le condizioni di Massimiliano Latorre. I Marò a casa oppure stop alla partecipazione italiana alle missioni antipirateria. La Lega dalla sveglia e il governo a sorpresa recepisce lo stimolo, scrive la Padania a proposito del fatto che nel testo della Lega si dice che la partecipazione di personale e mezzi militari italiani alle missioni antipirateria dell'Unione Europea e della NATO è sospesa fino alla completa definizione del contenzioso sul caso Marò. Il governo riformula il testo, ma lo approva. Nessun contributo di mezzi militari italiani all'Unione Europea e alla NATO nelle missioni antipirateria se i Marò non faranno immediatamente ritorno a casa. Il governo dunque comincia, almeno sulla carta, scrive la Padania, a fare la voce grossa. Il primo piano della Padania è dedicato anche al Veneto, la rabbia del presidente Zaia, situazione fuori controllo, scaricabarile vergognoso, il governatore del Veneto alza la voce contro le scelte del governo in tema di immigrazione. Ci avevano assegnato 1551 migranti, ne sono già arrivati oltre 3000. Il governo italiano riceve tanti complimenti da Bruxelles, ma altro non fa che scaricare il problema sui territori, dice Zaia. Ora basta, sulla questione Mare Nostrum oggi vedremo il punto di vista del sindacato di polizia, il SAP, il sindacato autonomo di polizia, e del suo segretario Gianni Tonelli, che sarà con noi alle 11:30. Mentre il primo piano della Padania è dedicato anche alle parole di Salvini, che torna a criticare il governo su questa operazione Mare Nostrum e non risparmia il leader 5 Stelle Grillo, che si è accorto del problema troppo tardi. Venga in piazza. Alfano, ministro con delega all'invasione extracomunitaria, attacca le dichiarazioni definite razziste e xenofobe, lo ha detto Alfano, di Grillo e Salvini. Per quanto riguarda Grillo, commenta Matteo Salvini, purtroppo si è svegliato tardi, visto che i 5 Stelle hanno cancellato il reato di immigrazione clandestina. Per quanto riguarda Alfano, prende lo stipendio dagli italiani per massacrarli. Angelino, ti rimane solo una cosa seria da fare. Dimettiti, dice Salvini. E sempre dal primo piano della Padania, il prefetto di Milano spinge per altri arrivi, li ospiti in prefettura, i numeri dell'accoglienza lombarda. Nonostante l'emergenza, Roma continua a spedire migranti con costi non solo economici ormai insostenibili. Il prefetto di Milano, commenta ancora il segretario federale leghista Salvini, ha detto che la Lombardia non si tirerà indietro di fronte a nuove ondate di profughi. Parla per te e se vuoi apri le porte di casa tua, dice Salvini al prefetto di Milano. Intanto, sempre dal primo piano della Padania, altra questione, le sanzioni alla Russia, dall'Unione Europea nuove misure restrittive contro Mosca, già si pensa anche a boicottare i mondiali di calcio. E la Padania intervista Silvia Bertolotti, presidente di Federlombarda, piccole e medie imprese. Altro che sanzioni, in Russia c'è lavoro per noi, in Siberia intere città da costruire, per farlo serve tecnologia italiana. L'imprenditrice milanese in partenza per una missione che al momento vede coinvolte una ventina di aziende del nord Italia che operano nel settore edile. A pagina 7 della Padania anche gli indirizzi per le aziende interessate. Federlombarda, piccole e medie imprese. E sempre dalla Padania di oggi, la pagina degli esteri, Paolo Brera si occupa della Scozia, meno 15 al referendum e il mondo del business si schiera. Il fronte delle imprese non è compatto, da un lato c'è chi ha firmato una lettera aperta per l'indipendenza della Scozia, dall'altro c'è il gruppo di coloro convinti che le incertezze di un voto per il sì danneggiano l'economia. Comunque vada, scrive Brera, il voto sta creando un importante precedente. Westminster ha già annunciato che ne onorerà il risultato. Se gli elettori voteranno sì, la Scozia si staccherà dal Regno Unito.
Tornando invece alla pagina delle cronache, prima adozione gay, sarebbe la fine della nostra civiltà, commenta Salvini, non possono essere i giudici a decidere e a sostituirsi alla politica, è la politica che deve decidere, afferma il segretario leghista. La Lega ha attivato le procedure per chiedere alle Camere di coinvolgere la Corte Costituzionale. E anche un ex presidente della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, è stato durissimo con la presidente del Tribunale dei minori di Roma, Melita Cavallo, che ha deciso di permettere a una coppia gay l'adozione di una bimba. È il classico caso, ha detto il presidente Mirabelli, in cui il giudice costruisce una sua soluzione forzando la legge e stravolgendo l'impostazione del legislatore. Si tratta della prima adozione da parte di una coppia di lesbiche in Italia. Netta la posizione del Carroccio, abbiamo visto il commento di Salvini. E infine a Torino sabato e domenica Lega in festa, in piazza Solferino, tema centrale il lavoro. Il segretario piemontese Cota interverrà all'inaugurazione, Salvini chiuderà la 2 giorni. Cota aggiunge che se le firme nelle liste a sostegno di Chiamparino risulteranno irregolari, il TAR non potrà decidere in modo difforme rispetto alla sua sentenza di gennaio. E infine dalla pagina degli appuntamenti, ce ne sono tanti, pagina 14, comunque in concorrenza con la rassegna stampa in questo momento, alle ore 7:30 Matteo Salvini in trasmissione televisiva su Rai 1 mattina. Lasciamo la Padania e andiamo alla pagina la copertina, anzi chiedo scusa, di Panorama, perché ci riporta al tema delle invasioni barbariche, infatti il titolo di Panorama in apertura, foto del 25 agosto 2014, piazza San Pietro, un musulmano posta su Facebook una foto con una bandiera che magnifica l'Islam. Inneggiano al califfato, esaltano gli orrori dello Stato islamico, rifiutano la democrazia. Alcuni vanno perfino a combattere, sono italiani convertiti all'Islam, giovani immigrati di seconda generazione o ex disperati arrivati sui barconi di Mare Nostrum. Per l'Italia è arrivato il momento di intervenire. Prima che sia troppo tardi, scrive Panorama in copertina. La guerra del nuovo Medioevo è il titolo dell'articolo che apre la sezione annunciata dalla copertina all'interno di Panorama, pagina 46. Il primo intervento è quello del professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore della Stampa, tra gli altri quotidiani. Ai margini dei nostri confini un mondo premoderno è all'offensiva, scrive Parsi, e per celebrare le sue imprese utilizza strumenti postmoderni come internet e i video con le decapitazioni. È la guerra del nuovo Medioevo. Abbiamo il dovere di reagire. Davanti a questa straordinaria aggressione, scrive Parsi, l'Occidente deve offrire sostegno militare e dare credito alle leadership politiche con cui si vuole dialogare. L'Italia deve aprire gli occhi, a cominciare dalla vigilanza sugli sbarchi, per evitare che tra tanti disperati arrivino jihadisti disposti a tutto, scrive ancora Parsi. Il seguente articolo è di Fausto Biloslavo, Gli amici italiani del califfo, è il titolo. Connazionali italiani convertiti, aspiranti jihadisti, imam radicali, inneggiano allo Stato islamico. Su siti e pagine Facebook condannano la democrazia e ostentano le bandiere dell'ISIS. Il sostegno ai tagliagole di Siria e Iraq viaggia sul web. Questo è il tema dell'articolo di Fausto Biloslavo, con un intervento anche di Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI. E poi a seguire l'articolo di Annalisa Chirico, che è una conversazione con John Rizzo, ex capo dell'ufficio legale della CIA statunitense. Un po' di tortura ci vuole. La difesa politicamente scorretta della guerra al terrore da parte di John Rizzo, che critica la politica di Obama e i droni. Un uomo morto non dà informazioni, dice Rizzo, autore anche di un libro recente, Company Man, 30 anni di controversia e di crisi della CIA, appena pubblicato negli Stati Uniti. Segue poi ancora l'articolo di Stefano Vespa, figlio di Bruno, su Mare Nostrum fatti vostri, la missione Frontex Plus ripeterà con raggio più limitato quello che l'Italia sta già facendo, l'Europa ci appoggia, ma solo a parole. E sulla Libia la Gran Bretagna si sfila. Da segnalare infine, sempre in questo dossier centrale annunciato dalla copertina di Panorama, l'articolo di Marco Ventura, Se c'è guerra non c'è business, dalle primavere arabe alla crisi ucraina, le imprese italiane stanno subendo danni enormi, ma non mollano. E già che siamo a Panorama, per andare invece alla politica interna, un'intervista a Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL dal 2006, ma quali riforme? La spesa pubblica esplode.
Gli 80 euro sono in media solo 54 e le tasse locali aumentano. Lo sblocca Italia ha partorito un topolino, dice Bonanni. E sempre da Panorama la rubrica di Luca Ricolfi, autore peraltro dell'articolo di prima pagina sulla Stampa di Torino che leggeremo dopo, che si occupa del governo Renzi. Manterrà un impegno su 3 se va bene. Il problema del Presidente del Consiglio è che le sue promesse sono fuzzy, cioè vaghe e imprecise. Con un po' di sforzo abbiamo individuato i 10 obiettivi economici che deve raggiungere, ma il timore è che c'entri i meno importanti. Così Panorama riassume l'articolo di Luca Ricolfi. E da segnalare per concludere ancora su Panorama il viaggio di Panorama, che si è spostato in questa estate in diverse città e adesso tocca Verona da esportazione, edilizia d'avanguardia, droni, l'economia lungo l'Adige punta sui settori anticiclici e sulla Fiera, piattaforma di servizi per le imprese che guardano oltre confine. Da mercoledì 10 settembre a sabato 13 settembre Panorama è a Verona. L'iniziativa si chiama Panorama d'Italia. È la quinta tappa di un viaggio nelle realtà produttive più dinamiche d'Italia, con appuntamenti da non perdere, 22 appuntamenti fra mercoledì 10 e sabato 13 settembre. Sabato 13 alle 11:30 il presidente Zaia al Palazzo Verità risponde ai cittadini, alle domande dei cittadini, con Stefano Lorenzetto, giornalista e scrittore. Da Panorama però passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Sono 2 gli argomenti, in taglio centrale il principale, sugli statali, stipendi ancora fermi. La ministra della pubblica amministrazione Madia ha detto che non ci sono soldi, niente aumenti per gli statali nel 2015. Sul debito pubblico il governo sta studiando misure per favorire la vendita del patrimonio pubblico, trasferire i beni immobili dai comuni allo Stato e velocizzare il cambio di destinazione d'uso. Il suggerimento arriva dalla banca d'affari Rothschild, che è sempre una garanzia per i cittadini, poi lo vedremo meglio. Ma l'altro argomento, il primo piano, è la Russia, che offre all'Ucraina un piano di pace in 7 punti. Anche Obama parla di soluzione politica. Gli Stati Uniti, intanto, dopo la decapitazione del secondo reporter in Siria, promettono con Obama: sarà fatta giustizia, neutralizzeremo l'ISIS, lo Stato islamico. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, Renzi snobba gli industriali, a Cernobbio non ci vado, ha detto il Premier. Nessuno dei suoi predecessori, presidenti del Consiglio, negli ultimi 20 anni ha disertato l'appuntamento. Matteo Renzi invece al forum Ambrosetti che si apre domani a Cernobbio non ci andrà, non ama quello che chiama l'establishment. Ieri al Sole 24 Ore lo ha detto chiaro: togliamo l'Italia dalle mani di quelli che vanno nei salotti buoni. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera una critica di Roger Abravanel sulla riforma della scuola annunciata e messa sul sito passodopopasso.italia.it dal governo, una riforma della scuola con pochi meriti, non c'è la meritocrazia, si assumono dal prossimo anno a tempo indeterminato 150.000 docenti precari, tra 2 anni 40.000 nuovi docenti tramite concorso, il tutto costa 4 miliardi di euro all'anno, non c'è meritocrazia e non c'è selezione degli insegnanti, scrive Abravanel, ma come nota più efficacemente ancora in prima pagina sul manifesto Alba Sasso, qui non c'è neanche la copertura finanziaria. Quello che è comparso sul sito del governo, passo dopo passo, eccetera, è tutto scoperto finanziariamente. Dove si trovano i soldi? Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, ho 36 anni e faccio l'eterologa col ticket. Per la prima volta in Italia questo tipo di intervento in una struttura pubblica. Fecondazione eterologa col ticket. Le regioni anticipano il governo. Approvate ieri dagli assessori alla salute delle regioni italiane le linee guida sulla tecnica di procreazione medicalmente assistita che prevede l'impiego di gameti, ovociti e spermatozoi donatori. Sarà gratuita salvo pagamento di un ticket. Avrà un costo uguale in ogni ospedale pubblico. Le ASL copriranno la spesa con fondi propri. E poi ci sono le storie raccolte dal Corriere di coppie che iniziano il trattamento. La pelle del nascituro sarà del colore dei genitori, hanno stabilito le regioni. Le prime 2 coppie che useranno una struttura pubblica vengono da una pregressa esperienza, tentativi in Spagna costati 8.200 euro, a Firenze adesso pago solo il ticket. Colore della pelle, spero che nostro figlio sia simile a noi, più per lui che per noi, dice la futura mamma. Non lo voglio più o meno bello. Non dimenticherò mai la gioia di sentire la notizia della sentenza della Corte Costituzionale.
Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, sintetizza: è solo un giro di valzer per giustificare una selezione genetica. Infine, sempre dal Corriere della Sera, la proposta di Bruxelles per Frontex Plus, l'evoluzione in chiave europeistica di Mare Nostrum, aerei e motovedette dell'Unione Europea per i migranti. Se ne occupa Fiorenza Sarzanini: 2 aerei, un elicottero, motovedette d'altura, ecco il Frontex europeo. Arriva la proposta di Bruxelles all'Italia, una missione in appoggio a Mare Nostrum, non in sostituzione. La commissaria Malmström ha detto che non sarà la soluzione definitiva, ma sui rifugiati serve una responsabilità condivisa. 2 aerei ad ala fissa, 3 motovedette, un elicottero, 7 squadre per raccogliere informazioni sui migranti dopo lo sbarco, 2 gommoni e piccole motovedette, budget complessivo 2.830.000 euro al mese, quello che dovrebbe mettere in campo l'Unione Europea, secondo ciò che riporta Sarzanini. Dalla prima pagina del Corriere, poi, c'è da sottolineare l'editoriale firmato da Franco Venturini: non costruite un altro muro. L'Ucraina ieri ha annunciato di voler costruire un muro che la separi dalla Russia. L'Europa, Putin, ragioni e torti. Pur essendo molto politicamente corretto, Venturini giudica assurdo, in sostanza, fare la guerra a Putin, o comunque non razionale, ecco, non mettiamola così perché è molto più politicamente corretto Venturini, ma la sostanza è quella. Siete sicuri che sia una roba buona fare la guerra a Putin? Ci torniamo sopra, mentre diamo un'occhiata anche alla cronaca milanese. Rapidamente, il Corriere della Sera decide di occuparsi delle nuove droghe con Riccardo Gatti, direttore Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano. C'è chi si cala l'alcol negli occhi e compra cocaina low cost. È il nuovo sballo. Sulla rete internet la droga è a chilometro zero, dice Gatti, e i genitori impreparati. Pasticche acquistate online, importate da America e Inghilterra. I ragazzini, dice il direttore Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano, hanno familiarità con le sostanze. Repubblica invece in cronaca milanese si occupa dell'intento del Comune di Milano di riportare le case popolari nel controllo comunale più direttamente tramite l'affidamento delle case popolari alla metropolitana di Milano, la società MM, dopo la crisi con l'Aler che attualmente le gestisce. La giunta firma il divorzio, il Comune vuole riavere la gestione dei palazzi pubblici. Partiti convocati domani per il via libera al piano di Pisapia. Mentre la regione si schiera contro il prefetto, li prenda lui i prossimi clandestini, dice l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Simona Bordonali, che contesta l'invito agli enti locali a fronteggiare insieme le nuove ondate di profughi. Per l'assessore della Giunta Pisapia Maiorino solo chiacchiere, il Pirellone non ha fatto nulla per l'emergenza. Intanto Renzi lascia i bronzi in Calabria e Maroni risponde: il Premier fa i capricci così. Nella cronaca milanese del Giornale, una nuova ondata intanto di oltre 200 profughi africani è arrivata ieri a Milano, scrive ancora il Giornale, andando a intasare le sovraffollate strutture lombarde. Il prefetto Tronca lancia un allarme. Non posso nascondere, ha detto il prefetto, che non riusciamo a individuare con facilità ulteriori luoghi di accoglienza, ma sono certo che la Lombardia farà la sua parte. Mentre la prefetta di Brescia invita i sindaci a trovare nuove sistemazioni. Reazioni della Lega Nord. Li tenga a casa sua il prefetto, i clandestini, replica il segretario Salvini. La Lombardia ha già fatto la sua parte, dice l'assessore regionale Bordonali. Capisco la rivolta dei sindaci bresciani, attacca a sua volta il consigliere regionale leghista Fabio Rolfi. Ma c'è anche il Giorno che si occupa in maniera dettagliata di Lombardia, ma sotto il profilo dei terroristi islamici. I pendolari del terrorismo da Cologno Monzese alla Siria, titola il Giorno, edizione nazionale a pagina 17. Sparano a freddo sui soldati. C'è un documento agghiacciante, gente che è partita da Cologno Monzese, ritratta in video mentre fucila alla nuca prigionieri seminudi. Un video rivela un'indagine della Procura di Milano, una delle sequenze di esecuzioni capitali al vaglio degli investigatori italiani. I componenti della cellula in Italia sono dormienti per ora. All'estero vanno a combattere. Siriano, classe 1967, lavori saltuari nei cantieri edili di Cologno Monzese. È la vita in chiaro di SB, che da Cologno Monzese va e viene dalla Siria più volte.
In Siria capeggia un gruppo di ribelli ed è ripreso in un filmato dell'esecuzione capitale di soldati regolari dell'esercito siriano di Assad. Esecuzione da lui diretta, comandata, con la pistola in pugno. Le immagini sono una parte di quelle agli atti di un'indagine che viene così rivelata, delicata sotto il profilo giuridico e che sarebbe dovuta rimanere segreta sotto il titolo del reato di terrorismo internazionale. Un'indagine fatta, scrive Il Giorno, di minuziosi ascolti di monitoraggio di una cellula di cittadini siriani, tutti insediati a Cologno Monzese. Sono immagini, quelle nel fascicolo processuale, che individuano il lavoratore saltuario dei cantieri edili di Cologno Monzese, SB, in diverse azioni cruente, in Siria, è sempre perfettamente riconoscibile e in tempi diversi, testimoniati dalla ricrescita di barba e capelli. Dall'11 settembre del 2001, cioè da 13 anni fa a oggi, dall'attacco all'America al declino delle inchieste sul jihadismo, che cessa di essere emergenza, dagli anni in cui la Procura di Milano e la Digos scrivono migliaia di pagine di atti e spediscono a processo cellule salafite e qaediste attive in Lombardia. Fanno da base logistica per i mujahideen, parlano, progettano, a volte fantasticano attentati, poi passano al più efficace reclutamento di combattenti e kamikaze da inviare in zone di guerra, in primis Iraq e Siria. L'emergenza ritorna, cambia nome, da Al-Qaeda a ISIS, Stato Islamico. La radicalizzazione e le frange estremiste integraliste crescono. Questa nuova inchiesta, sotto traccia fino all'emersione inaspettata ad agosto, è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal PM Grazia Pradella. La cellula sotto indagine, che va e viene più volte da Cologno Monzese alla Siria e che si divide fra il lavoro nei cantieri a Cologno Monzese, nelle cooperative di servizi, nelle botteghe di manovali, parla, traffica, organizza, finanzia in Italia e poi in Siria firma azioni di guerra e esecuzioni capitali. C'è questo terrificante passaggio appunto del video dove ben 6 persone, faccia a terra, inginocchiate, vengono uccise tramite un colpo di pistola e di fucile alla testa sotto la guida di questo personaggio che a Cologno Monzese fa lavori saltuari nei cantieri edili. C'è una brigata di cittadini siriani, tutti insediati a Cologno Monzese, che sono andati più volte in Siria anche a compiere omicidi e esecuzioni capitali come queste. Dopodiché lascia il Kalashnikov, scrive Il Giorno, e torna al lavoro e al tran tran di Cologno Monzese. Alla spicciolata poi parte di nuovo, per una nuova missione, un'altra azione di guerra. I siriani si chiamano ribelli, hanno fra i 30 e i 45 anni, sono tutti perfettamente regolari, non clandestini, sul suolo italiano e quando ancora stavano in Italia erano trasparenti. Fatte salve valutazioni giuridiche diverse che hanno infiammato in passato il Palazzo di Giustizia di Milano fra terrorismo distinto da guerriglia, sono indagati in 9 per terrorismo internazionale, con tutti i reati a contorno del finanziamento, del reclutamento di altri combattenti, minacce e l'aggravante dell'uso delle armi. Nel caso di questo SB, la cui faccia è così evidente nel video mandato in onda, c'è anche l'accusa di omicidio di militari di un esercito regolare, quello siriano, di Assad. Speranze per l'inchiesta rivelata improvvisamente in agosto di intercettarli di nuovo e assicurarli a processo, che vagli le sottigliezze giuridiche fra terroristi e guerriglieri? Speranze poche. I 9 di Cologno Monzese preferiscono il deserto siriano piuttosto che il noioso processo a Milano, scrive Marinella Rossi su Il Giorno. Ma anche nelle pagine di cronaca locale del Giorno c'è l'approfondimento sempre di Marinella Rossi, da Viale Jenner alle stragi in Siria, la guerra santa sotto la Madonnina, 9 indagati per terrorismo come ai tempi di Al-Qaeda. E da Cinisello Balsamo invece il servizio di Rosario Palazzolo, il sindaco all'attacco contro l'imam, con lui no al dialogo, a Cinisello scoppia un caso politico. Cinisello è il sindaco Siria Trezzi, eletta originariamente nelle fila di Sinistra, Ecologia e Libertà. Ma i timori e le polemiche legate all'integralismo islamico diventano un caso politico alle porte di Milano, a Cinisello Balsamo, la città che da anni si trova a fare i conti con un difficile processo di integrazione di stranieri che rappresentano più del 15% della popolazione, per oltre la metà di fede islamica,
si è trovata in questi giorni al centro di polemiche a causa delle dichiarazioni di uno degli imam della comunità musulmana locale, il predicatore Usama El-Santawi, 29 anni, italiano di nascita ma di origine egiziana. La video intervista al presidente del Circolo di Cultura Islamica diffusa via internet ha provocato indignazione non solo tra quegli esponenti politici d'opposizione che da mesi denunciano irregolarità nelle attività del gruppo islamico sul territorio cittadino. Ha scosso anche il sindaco Siria Trezzi, che ha abbandonato la diplomazia ed è intervenuta in modo duro contro l'imam. Ci tengo a precisare che il signor El-Santawi non risulta interlocutore delle persone di fede islamica per questa amministrazione, ha detto il sindaco Trezzi, peraltro da sempre in prima linea nelle iniziative di integrazione culturale e religiosa. Non è ammissibile un giudizio così sprezzante nei confronti del sistema democratico occidentale, né giustificabile, soprattutto da parte di chi è nato e cresciuto nel nostro paese. Nemmeno condivisibile è la stima espressa dal signor Usama El-Santawi per chi decide di arruolarsi nelle fila dello Stato islamico, motivazione sia per riscattare l'umiliazione dei musulmani non riconosciuta dalle istituzioni. Non è accettabile neanche questa motivazione. Una critica dai toni forti, quella della sindaca di Cinisello Balsamo, che una critica dai toni forti, scrive Il Giorno, che è rivolta al solo esponente, appunto il signor El-Santawi, il quale in una video intervista rilasciata al Fatto Quotidiano aveva espresso queste posizioni: i musulmani vengono umiliati, quindi non ci si deve stupire se 50 italiani vanno a combattere nelle fila dello Stato islamico. Dopodiché si è espresso in modo sprezzante contro ogni forma di democrazia, dicendo di condividere la guerra come strumento di unità per i musulmani. Questo è Cinisello Balsamo. Lasciamo il capitolo di cronaca islamo-milanese, molto ricco sul quotidiano Il Giorno di oggi, come abbiamo visto. Andiamo alla prima pagina della Stampa. Qui c'è un titolo ottimistico che rinforza, diciamo così, la posizione filogovernativa del quotidiano torinese. Crisi dall'Unione Europea, un aiuto all'Italia, niente manovra aggiuntiva, dice la Stampa, staremo a vedere tra poco. La recessione renderà meno severe le richieste europee di risanamento, idea di Bruxelles, la BCE compri il debito dei paesi in difficoltà. All'inglese sui giornali trovate la definizione di quantitative easing, cioè in pratica la Banca Centrale Europea compri i titoli di debito pubblico, in primis dell'Italia e degli altri stati. La recessione salva l'Italia, si allontana l'ipotesi di una manovra economica. Staremo a vedere a ottobre. Tra gli altri titoli, eterologa gratis intesa tra regioni, il nascituro con lo stesso colore della pelle della coppia ricevente e a 25 anni potrà conoscere l'identità del genitore biologico. Poi c'è il ministro dei trasporti Lupi, che si pronuncia sul caso del treno Italo di NTV di Montezemolo della Valle Punzo. I treni Italo sono penalizzati, dice il ministro Lupi, apriremo un tavolo con l'autority, la NTV è strategica, il governo difende il libero mercato. Intanto sulla costiera amalfitana Positano, addio alla Tasi, la casa è un bene sacro, soppressa anche per negozi e hotel. Il sindaco dice: è una provocazione, il comune andrà al voto l'anno prossimo. Sempre poi dalla prima pagina della Stampa, Umberto Ambrosoli, che è consigliere di opposizione in Regione Lombardia e che era candidato per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Lombardia, sconfitto da Maroni, figlio di Giorgio Ambrosoli ammazzato nell'affare Sindona, propone che il Nord Italia cominci a depenalizzare la marijuana. Bene ha fatto il quotidiano La Stampa, scrive Umberto Ambrosoli, a richiamare l'attenzione sul fenomeno marijuana, così presente nella vita quotidiana e su cui mancano regole certe. La mia preoccupazione non è solo politica, è personale, ho 3 bambini piccoli, mi preoccupa ogni pericolo che incontreranno. Sono le domande che mi pongo come padre, prima che come politico, e che alimentano il mio interesse per le posizioni sostenute dal professor Veronesi e dal sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, il quale ci ricorda che il consumo ormai diffuso di marijuana ed altre droghe leggere è tale da essere considerato tra le voci di cui si compone il PIL nazionale. Capisco le ragioni dei proibizionisti, ma cominci il Nord Italia a depenalizzare la marijuana. Un altro bel passo avanti. Mentre Luca Ricolfi, dicevamo, è autore dell'articolo di fondo della Stampa di oggi, il braccio di ferro
tra i renzismi è il titolo. Da ieri, scrive il professor Ricolfi, le cose sono un po' più chiare. Grazie a una bella intervista del direttore del Sole 24 Ore napoletano a Matteo Renzi, siamo in grado di capire molto meglio cosa il nostro giovane premier ha in mente, ovvero le sue intenzioni, le sue priorità, la sua visione del mestiere di governo, soprattutto la sua diagnosi dei mali dell'Italia e dei rimedi necessari per curarli. Il passaggio chiave dell'intervista a me pare quello in cui Renzi dice: io non credo che chi governa debba necessariamente scontentare. Noi dobbiamo coinvolgere il popolo e io oggi sento che il paese è coinvolto. La gente mi dice andiamo avanti. Non ho paura di perdere le prossime elezioni, ma molte delle riforme che dobbiamo fare sono popolari, ha detto Renzi. Questo è il passaggio chiave, dice Luca Ricolfi. E aggiungo, un altro passaggio chiave è all'inizio, quando Renzi impugna la sciabola e rotea la sciabola all'interno del luogo a Palazzo Chigi in cui riceve il direttore del Sole 24 Ore. Qualche interprete, diciamo così, secondo la linea freudiana, potrebbe anche giudicare interessante questo Renzi che impugna la sciabola e mena sciabolate, facendo temere il direttore del 24 Ore che a un certo punto acchiappi il lampadario e lo faccia cadere. Metafora dell'Italia che si schianta, scrive Napoletano. Ad ogni modo, tornando a Luca Ricolfi stamani sulla Stampa, più o meno quello che ha detto Renzi, passaggio che abbiamo citato prima, che le riforme sono popolari, è il contrario di quanto in una conversazione con Claudio Cerasa pubblicata su Il Foglio suggerisce allo stesso Renzi il suo amico Dario Nardella, che ha preso il posto di Renzi come sindaco di Firenze. Nardella ricorda che la Germania fu sottratta al declino dal coraggio del cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, che nel 2003 varò riforme impopolari a costo di sacrificare la sinistra del suo partito e perdere le successive elezioni politiche. Da qui il consiglio di osare. Io auguro a Renzi, ha detto Nardella, di vincere anche le prossime elezioni, ma la priorità oggi è far vincere il Paese e per far vincere il Paese qualche volta occorre muoversi sfidando il vento. Quel che è interessante, nota Ricolfi, di queste due interviste non è solo il fatto che nello stesso giorno compaiano due interpretazioni del renzismo piuttosto diverse se non opposte, di cui una, quella di Renzi, blanda e populista, l'altra, quella di Nardella, radicale e a suo modo aristocratica. Quel che a mio giudizio è veramente significativo è che queste due interpretazioni rimandino a loro volta a due diverse diagnosi sui mali dell'Italia. Le due diagnosi non differiscono in alcun modo significativo nella denuncia dei grandi mali del Paese e concordano sull'esigenza di modernizzare e rendere più efficienti il mercato del lavoro, la burocrazia, la giustizia civile, tutte riforme che costano poco o nulla, ma divergono drasticamente sulla politica economica, dove e quanto tagliare la spesa pubblica, quanto deficit possiamo permetterci, dove e come impiegare le risorse così liberate. Secondo il renzismo di Renzi stesso, che chiamerò renzismo di prima specie, la spesa pubblica si può tagliare di 20 miliardi di euro in un anno perché il popolo è con noi. Il pareggio di bilancio non è una priorità, il 3% di Maastricht non è sacro. Il ritorno alla crescita richiede un rilancio della domanda di consumo, conferma e estensione del bonus da 80 euro. Ma c'è anche un renzismo di seconda specie, che qua e là si manifesta nelle parole del sindaco di Firenze Nardella, ma in realtà è condiviso da molti studiosi e osservatori della vicenda italiana. Secondo questo punto di vista, molte delle riforme che Renzi dice di voler compiere non sono affatto popolari se fatte sul serio, a partire dai 20 miliardi di tagli alla spesa pubblica. Le scelte coraggiose non sono in alcun modo eludibili, specie in materia di mercato del lavoro e lotta agli sprechi. La riduzione delle tasse va convogliata innanzitutto verso i produttori per aumentare competitività e occupazione. In poche crude parole, il bonus da 80 euro è un pannicello caldo, non serve a creare occupazione. Entrambe le posizioni, commenta Luca Ricolfi, hanno le loro buone ragioni. Il renzismo di prima specie, quello populista, a mio avviso ha un'unica giustificazione robusta. Se pensi di essere l'unica salvezza per l'Italia e per cambiare il paese ti occorrono alcuni anni, è naturale che il primo obiettivo della tua azione sia durare e che tu pianifichi di fare solo quello che non mette a repentaglio il governo. La politica non è testimonianza, ma arte del possibile. Il renzismo di seconda specie, quello aristocratico,
affonda invece le sue radici in una visione drammatica delle condizioni del paese. Secondo questo punto di vista, che per molti versi è stato quello di Renzi stesso nella fase eroica utopistica, il declino dell'Italia è in atto da almeno 20 anni. Invertire la rotta, impresa ciclopica, che richiede sacrifici e scelte dolorose. In questa prospettiva nessuno è indispensabile, ma nessuno può farcela se non sfida l'impopolarità. Governare l'Italia significa avere il coraggio di Schröder nel 2003, anziché barcamenarsi per tenere a bada le correnti del partito. La debolezza del renzismo populista, osserva ancora Luca Ricolfi in prima pagina sulla Stampa, è che per voler durare rischia di non cambiare davvero il paese. La debolezza del renzismo aristocratico è che per voler cambiare davvero il paese rischia di non durare. Chi vincerà? Immagino il renzismo populista. Il populismo è fede nel popolo e sottovaluta sistematicamente la complessità dei problemi, due attitudini che lusingano e rassicurano l'opinione pubblica. Ed è questa ostinata volontà di farsi lusingare e rassicurare che spinge gli elettori a rivolgersi a leader come Grillo, Berlusconi, Renzi. Il renzismo aristocratico, invece, conclude Ricolfi, difficilmente potrà prevalere perché non lusinga e non rassicura. La sua diagnosi dei mali italiani è troppo impietosa, i rimedi che suggerisce troppo radicali. C'è solo da augurarsi che quella diagnosi sia sbagliata e che l'allegria del Premier non venga ricordata in futuro come allegria di naufragi, per dirla con la bellissima poesia di Ungaretti. Lasciamo con ciò la prima pagina della Stampa e vediamo Repubblica. Qui intanto c'è da segnalare, in taglio centrale, l'inchiesta di Shiraz Maher, che è uno dei ricercatori sugli integralismi del King's College di Londra e autore di commenti per il Guardian, il quotidiano britannico. Nel califfato, il sogno di Bin Laden è il titolo dell'inchiesta, in prima pagina su Repubblica. Se Osama Bin Laden oggi fosse ancora vivo e vedesse com'è la situazione in Medio Oriente, ne sarebbe molto compiaciuto, scrive il professor Maher. La realizzazione della sua massima ambizione stringe il Levante nella sua morsa, con l'annuncio di un califfato che abbraccia parte della Siria e dell'Iraq. Grazie al suo controllo su un territorio grande quanto la Giordania, più vasto di Israele o del Libano, il leader dello Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, si è conquistato un'attenzione mediatica senza precedenti. Lo Stato islamico è probabilmente la forza di invasione più aggressiva che si sia vista nella regione dai tempi dei mongoli e ha mano libera nel ridisegnare i contorni del potere in una delle aree geostrategiche più delicate del pianeta. Non è un caso, scrive Maher, l'implosione della Siria e dell'Iraq e la riluttanza dell'Occidente a intervenire in quella che viene vista come l'ennesima calamità del mondo arabo ha alimentato la repentina ascesa della milizia di al-Baghdadi. È esattamente quello che Bin Laden aveva sempre immaginato. La sua tesi principale sul fallimento del progetto islamista era che l'interferenza occidentale in Medio Oriente impediva l'ascesa di governi islamici. Se riusciremo a indebolire la sfera di influenza dell'Occidente, sosteneva Bin Laden, potrà emergere un califfato. Gli eventi hanno contribuito a concretizzare questa visione. E poi il pezzo naturalmente molto molto più lungo e interessante, a pagina 6 e 7 di Repubblica prosegue. C'è poi la testimonianza del giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo. 7 anni fa, scrive Mastrogiacomo in prima pagina, sono stato rapito da un gruppo di talebani assieme ai miei amici e colleghi Naqshbandi e Agha. Per 15 giorni siamo rimasti nelle loro mani, nel cuore del Helmand, provincia meridionale dell'Afghanistan, legati mani e piedi, interrogati, picchiati. Abbiamo sperimentato la durezza dei jihadisti, ci hanno condannato a morte per spionaggio, per dimostrare al mondo quanto fosse serio il loro verdetto, hanno decapitato davanti a me il giovane Sayed, padre di 5 figli, considerato il più bravo autista del paese. Aymal morirà più tardi, anche lui per decapitazione, dopo essere stato riacciuffato dai nostri sequestratori. Davanti agli ultimi 2 video messi in rete dai macellai dello Stato islamico, pensare con angoscia a quei giorni è stato inevitabile, scrive Mastrogiacomo. Per le immagini che ti catapultano in quella landa deserta vicino al fiume Helmand, teatro del patibolo, e per alcune importanti differenze che segnano il salto di qualità compiuto in questi anni dalla galassia jihadista.
Steven Sotloff e James Foley sono rimasti un anno prigionieri dei loro carcerieri. Trascorrere tanto tempo con un vero esercito di esaltati che ti disprezzano ma ti accudiscono come un prezioso tesoro in un territorio devastato dalla guerra significa vivere con la morte che incombe a ogni minuto del giorno e della notte. Solo quando cala il buio e tutto è avvolto dal silenzio hai un attimo di tregua, riesci a calmare l'affanno, il cuore rallenta, non ti soffoca l'attesa del tuo momento, quello in cui ti troverai davanti al boia padrone del tuo destino. Ma resti teso, hai imparato a conoscere la doppiezza, le bugie dei tuoi carcerieri, sai che puoi morire, ma non fai in tempo a pensare, a rivedere la tua vita come un film, a immaginare l'orrore e il dolore di un coltello che ti squarcia la gola e ti soffoca nel tuo stesso sangue. Vuoi continuare a vivere. Steven Sotloff e James Foley non avevano gli occhi bendati, come è capitato a noi tre quando sono stati uccisi, eppure indossavano la tuta arancione di Guantanamo, capelli rasati, barba appena fatta. Erano stati preparati con cura per lo spettacolo che avrebbero dovuto interpretare. Fa parte del rituale. I talibani, come i jihadisti in genere, sono ossessionati dal carcere speciale americano della base di Cuba. Vogliono dimostrare che sono più umani, che trattano i loro prigionieri con garbo fino al momento dell'esecuzione. Il dettaglio del viso aperto senza bende sugli occhi fa pensare a un effetto più crudele e devastante dal punto di vista mediatico, per chi subisce la decapitazione e per chi la vedrà sul video. Sotloff l'ha provato 2 volte. Il terzo prigioniero minacciato di morte, il britannico David Cawthorne Haynes, un cooperante con esperienze militari, aspetta di viverla per la 3ª volta. Nelle fucilazioni di massa in Siria e in Iraq, le vittime sono bendate o costrette a sdraiarsi a faccia in giù. Non guardi dritto verso la morte, ma non sai chi e quante persone ci sono dietro o davanti, quando spareranno. Hai il tempo forse per pregare, per raccogliere gli ultimi attimi di lucidità, pensare a qualche bella immagine che ha rallegrato la tua vita. Resti paralizzato dalla paura, non sai cosa proverai. Non ce la fai a gridare, a ribellarti, a muoverti, a tentare quell'istintiva reazione contro la morte che ti sta prendendo. Tremi, hai il corpo teso e contratto. È raro che ti sedino con qualche droga, sei lucido, comunque presente. Non saresti in grado altrimenti di pronunciare un discorso che ti è imposto, ma che in fondo pensi, scrive Mastro Giacomo, ora che tutto sta per finire. Muori perché non ti hanno salvato, perché la guerra che hai seguito tra tante fatiche è una cosa più grande di te. Sei stato condannato a morte. So bene cosa significa, conclude il giornalista di Repubblica. L'ho provato. È una sensazione che non scorderò mai. Ma pensi soprattutto che quello che sta accadendo non ha senso, perché sei sopravvissuto 12 mesi in catene, spesso in un buco buio, aggrappato all'illusione che non sarebbe successo. Si racconta che la mente ha ancora qualche secondo di vita dopo che la testa si è staccata dal corpo. Non credo si abbia la forza e il tempo di elaborare un pensiero. Aspetti che la tua vita si stacchi dal corpo, mentre una videocamera fissa queste ultime immagini destinate al mondo dei vivi e messe in rete dai tuoi carnefici. La testa sollevata come un trofeo, adagiata con cura sul tuo tronco, il sangue sulla terra del deserto, gli spettatori che urlano Allahu Akbar. Così Mastro Giacomo su Repubblica. Andiamo alla prima pagina di Libero, dove si cambia argomento. Renzi si compra 200.000 voti, il piano clientelare per la scuola. Il governo annuncia la più clamorosa infornata di nuovi docenti della storia, la meritocrazia promessa e subito negata nei fatti, l'informatizzazione rimandata alle calende greche. Presidi ancora umiliati, trionfa il sindacato. Poi la ministra Madia ammette, non ci sono soldi, continua il blocco degli stipendi degli statali. Ciò che temevamo, scrive il direttore Maurizio Belpietro, si è verificato. Dopo aver portato avanti la più colossale operazione di voto di scambio, 80 euro netti al mese in cambio di una crocetta sul simbolo del PD alle europee, il governo sta per varare la seconda parte del programma di acquisto dei consensi, da fare impallidire il vecchio Achille Lauro. Il piano è stato pomposamente chiamato Sblocca Scuola, ma in realtà, più che disincagliare le malmesse aule di istruzione, l'intervento patrocinato da Renzi contribuirà a ingolfarle di 200.000 nuovi insegnanti, di gran parte dei quali non si sentiva la mancanza. Su un punto Renzi non ha torto, quella che è stata annunciata ieri è la più clamorosa infornata di docenti
che si sia mai vista nella storia della Repubblica. Neanche ai tempi di Misasi o di Malfatti, due baroni democristiani che a lungo regnarono sul Ministero dell'Istruzione, trasformandolo in bacino elettorale per lo scudo crociato. Neanche a quei tempi fu mai varato un simile gigantesco reclutamento. Se si conta che nel loro complesso maestri e professori sono circa 700.000, significa che il governo si appresta ad aumentare l'organico del 30%. Come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, nella scuola italiana il personale abbonda. Dal punto di vista numerico è lo stesso in servizio negli anni 70, con la differenza che nel frattempo gli alunni si sono ridotti di un quarto, scrive Belpietro, passando da 10 milioni a 7,5. Dunque, se il governo avesse voluto puntare sull'istruzione, invece di spendere fra i 3 e i 4 miliardi all'anno per ingaggiare nuovi insegnanti, avrebbe dovuto pensare a migliorare le aule e il materiale didattico, ma né le aule né il materiale didattico votano. Renzi si compra 200.000 voti, sostiene Belpietro. Con questa maxi infornata, Renzi fa peggio dei baroni democristiani, premia clientele e sindacati, ignora la piaga dell'assenteismo, non dà ai presidi gli strumenti per selezionare i docenti migliori. Sempre poi dalla prima pagina di Libero. Il Premier pretende che spendiamo gli 80 euro in fumo, scrive Franco Bechis. Perché in fumo? L'ultimo aumento delle accise sulle sigarette ha portato a una riduzione del gettito per lo Stato, ma il governo è convinto che l'incremento del 1° ottobre invertirà la tendenza. Gli italiani torneranno a fumare grazie al bonus. Il conto finale è salato, potrebbe portare a un aumento di 20 centesimi al pacchetto di sigarette e a un salasso sulle ricariche con nicotina per le elettroniche. E ancora dalla prima pagina di Libero, però, c'è il colloquio di Maria Giovanna Maglia con l'ex ministro Terzi, che rivela: così Monti e Passera hanno tradito i nostri marò. Un'intervista all'ex ministro degli esteri del governo Monti. Lo confermo, nel mese di luglio il presidente della Croce Rossa Internazionale ha offerto al governo italiano i buoni uffici della Croce Rossa. Non ha mai avuto risposta. È profondamente sbagliato immaginare la risoluzione di una vicenda seria e grave di politica estera con la scorciatoia di una malattia o di un malore, ma se quell'offerta fosse stata presa in considerazione, oggi riportare a casa i marò sarebbe più semplice. Nel contenzioso su Finmeccanica, nonostante la contrarietà degli indiani, un arbitro internazionale è stato nominato per decisione del presidente della Camera di Commercio Internazionale, a dimostrazione che, se si tratta di affari, decisioni conflittuali si prendono in sedi internazionali. Ma per due militari che hanno compiuto il proprio dovere, la debolezza è micidiale, le chiacchiere nauseanti. Sono passati 523 giorni e 3 governi, è una macchia indelebile sulla nostra dignità di nazione, dice Giulio Terzi di Sant'Agata, ministro degli esteri del governo Monti. Monti e Passera hanno tradito i fucilieri, dice l'ex ministro. Io fui tagliato fuori. Eravamo tutti d'accordo a non farli tornare in India, avevamo anche gli appigli giuridici, poi è arrivato il cambio di linea per motivi di affari e qui entra in gioco Passera, ministro dello sviluppo economico. Il tutto è spiegato nella lunga intervista che compare a pagina 1 e a pagina 15 di Libero. Ma da Libero passiamo al Fatto Quotidiano. Renzi taglia come Tremonti e toglie soldi agli statali, il Premier sputa il rospo, occorrono 20 miliardi, ma spera di trovarli come Tremonti. Ogni ministero rinunci al 3% delle spese. A proposito di ministri, la ministra della Salute Lorenzin, intervistata dal Fatto Quotidiano su quella strana, losca e maneggiona storia dell'ospedale di Potenza, il caso della donna forse uccisa a Potenza, i video in sala operatoria, io sono a favore, dice la ministra Lorenzin. I NAS indagano sulla rivelazione del medico per la morte di una donna durante un intervento. Negli ospedali nomine politiche, conferma la ministra Lorenzin, che scopre l'acqua non calda, quella tiepida, e valuta la videoregistrazione obbligatoria del lavoro dei chirurghi. Poi c'è una vignetta efficace di Vauro in prima pagina sul Fatto Quotidiano che rappresenta quel bastardo, quell'infame, quello schifoso che è chiamato John l'Inglese, che è l'autore delle 2 decapitazioni di Foley e di Steven Sotloff.
Nuove raccapriccianti immagini da John il Britannico, è intitolata la vignetta, dove si vede questo bastardo infame, schifoso, che dice col coltello alla sua gola: stavolta mi faccio un selfie. Magari si facesse un selfie di questo genere. L'ha azzeccata proprio Vauro. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, bentornato Betulla, è l'argomento di cui si occupa Marco Travaglio. Betulla, qualcuno ricorderà, Renato Farina. E infatti da ieri Renato Farina è di nuovo giornalista professionista. L'Ordine della Lombardia lo ha reintegrato all'unanimità dopo averlo sospeso nel 2006 per la sua collaborazione prezzolata col SISDE, servizi segreti, del generale Nicolò Pollari e del Fido Pio Pompa, e il suo coinvolgimento nel sequestro a Abu Omar con patteggiamento di 6 mesi per favoreggiamento quando era vice direttore di Libero. Nome di battaglia: agente Betulla. Il reintegro nasce dal solito pastrocchio leguleio all'italiana. L'Ordine dei giornalisti sospende Farina per 12 mesi, il procuratore generale di Milano impugna la sentenza troppo blanda e chiede la radiazione. Prima che il Consiglio nazionale decida, Farina si cancella dall'albo, pur continuando a scrivere su Libero con lo pseudonimo Dreyfus e a fare danni. Suo il pezzo anonimo che diffama il giudice Cocilovo e costa al neodirettore Sallusti condanna per diffamazione senza condizionale, seguita dalla grazia di Napolitano. L'Ordine radia comunque Farina, ma l'ex giornalista Ciellino ricorre in Cassazione, sostenendo che, essendosi dimesso, non poteva essere espulso, e la Cassazione gli dà ragione. Farina, che intanto si è fatto eleggere deputato di Forza Italia, chiede di essere riammesso. L'Ordine nel 2012 respinge la domanda perché la collaborazione coi servizi segreti è incompatibile con l'esclusività della professione giornalistica, perché si sottrasse al giudizio dei colleghi e perché ha continuato a collaborare con varie testate con atteggiamento di svalutazione dell'ente preposto alla vigilanza. Farina, ormai ex deputato, ripresenta la domanda. Ieri l'Ordine, smentendo se stesso, lo riaccoglie a braccia aperte. Delle due l'una: o lavorare per i servizi segreti, sottrarsi al giudizio dei colleghi e svalutare l'ente di vigilanza è lecito, oppure boh. Leggeremo, come si dice, le motivazioni. Non saremo certo noi, fautori dell'abolizione di questo ente sempre più inutile e ridicolo, chiamato Ordine dei giornalisti, a protestare. Cazzaro più, cazzaro meno, cambia nulla. Non sarà il ritorno di Betulla, che peraltro non se n'era mai andato, a screditare una categoria già sputtanata di suo. Ciò che colpisce in questa farsa è l'assoluta impermeabilità dell'ente preposto alla vigilanza, come lo chiamano loro, all'aspetto più grave del caso Farina. La sua inveterata, scientifica, spudorata attitudine a raccontare balle. Stiamo parlando di uno che si è sempre difeso spacciandosi per un combattente della quarta guerra mondiale, e noi ci siamo persi la terza, contro l'Islam in difesa della civiltà ebraico-cristiana, in missione per conto di Dio come i Blues Brothers, e di uno che per anni ha pubblicato dossier patacca per sostenere panzane sesquipedali, che Prodi, presidente Commissione Europea, avesse autorizzato i rapimenti illegali della CIA, che il SISDE avesse sgominato terribili attentati di Al-Qaeda in Italia, che il sequestro a Abu Omar fosse stato autorizzato dalla Digos e dalla Procura di Milano, che gli italiani sequestrati in Iraq fossero Vispe Terese, amiche dei terroristi, Giuliana Sgrena, pirlacchioni sventati in cerca di vacanze intelligenti alla Sordi, Enzo Baldoni, di cui Farina narrò per filo e per segno un inesistente video per dimostrare che se l'era cercata. Altre bufale raccontò sulle migliaia di euro che gli passava il SISDE, rimborsi spese, compensi per confidenti, omaggi dati in beneficenza. Ieri, dinanzi all'Ordine, non ha perso il vizio, ho agito in buona fede, ha detto, pensavo di salvare il mondo. Ma da chi? Visto che iniziò a lavorare per il SISDE nel 99, 2 anni prima delle Torri Gemelle. E in che senso salvava il mondo spiando cronisti e PM? Quisquiglie. Se l'Ordine espellesse tutti i giornalisti che contano balle, farebbe una strage, conclude Travaglio. Ieri, per dire, ha scritto un'appassionata difesa, tutta incentrata sulla libertà di opinione che non c'entra una mazza, il senatore del PD Luigi Manconi, già capo del servizio d'ordine di Lotta Continua. Lotta Continua e Comunione e Liberazione si piacciono tanto. E adesso peraltro Manconi è marito di Berlinguer, la direttrice del TG3.
Dove lo ha scritto Manconi? Sul foglio di Giuliano Ferrara, ex spia della CIA, che vanta tra i suoi articolisti Pio Pompa. Non è meraviglioso? Ma lasciamo il fatto per andare al giornale. Finiti i soldi per gli statali, bloccati tutti gli stipendi, governo senza un euro. E a centro pagina ecco i complici italiani degli aguzzini dei Marò, da Monti a Passera fino alla Mogherini. Monti fu il primo ma non l'unico. La lista dei politici italiani che per interesse o accidia si sono resi complici dei carcerieri indiani dei Marò è lunga. Dal ministro Passera, che fece pressioni per motivazioni economiche all'ammiraglio Di Paola, da Letta a Renzi, da Mauro alla Pinotti, tutti responsabili, scrive Riccardo Pellicetti. Passera è stato uno degli artefici del voltafaccia italiano. Ha esercitato grandi pressioni sui colleghi di governo per rispedire i due Marò in India, in nome di interessi economici ancora oggi sconosciuti, scrive il giornale. Per quanto riguarda Enrico Letta, l'ex premier annunciò che il caso Marò sarebbe stato priorità del suo governo, ma in concreto non fece nulla, solo buone intenzioni. Però inquieta questa storia dell'ex ministro Passera, accusato di avere interessi economici ancora oggi sconosciuti e perciò di aver fatto pressioni per rispedire i due Marò in India. Chissà di che si tratta e cosa dirà lo stesso Passera, che adesso si presenta sulla scena politica col suo nuovo partito, Italia Unica. Sempre in prima pagina sul giornale, poi Vittorio Feltri si occupa di un altro salasso, province abolite ma i dipendenti restano da pagare, ci abbiamo rimesso. Matteo Renzi ha ricevuto applausi perché in fretta e furia ha abolito le province. Qualcuno che conosce il funzionamento delle cose avrebbe preferito tenerle attive e cancellare le regioni, de gustibus. È un fatto che le amministrazioni provinciali siano sparite e non voteremo più per eleggere i consigli e i presidenti. Peraltro sono sparite, ma rimangono gli enti di secondo livello, eccetera. Fin qui tutto chiaro, ma che ne sarà degli oltre 50.000 dipendenti che sono l'organico complessivo delle istituzioni soppresse? Bell'affare, ci abbiamo soltanto rimesso, scrive Feltri. I dipendenti delle province restano da pagare. E lasciamo anche il giornale per dare un'occhiata alla prima pagina del manifesto. Qui l'apertura è sul pacco educativo, cioè l'annunciata riforma della scuola, ma scrive Alba Sasso in prima pagina: senza investimenti, quelle annunciate da Renzi sono le cose del giornalino di Gian Burrasca. I costi quanti sono? Chi la paga sta riforma della scuola, visto che è almeno 4 miliardi di euro all'anno? A fondo pagina però è da segnalare anche l'articolo di Enrico Grazzini sulla vera forza del modello tedesco. Renzi ha citato il modello tedesco per la riforma del lavoro, ma scrive Grazzini, Renzi invoca il modello industriale tedesco, però non dice che quel sistema industriale si fonda sulla codeterminazione, in tedesco la Mitbestimmung, che in italiano spesso si traduce male con cogestione. In Germania, in sostanza, in base alla Mitbestimmung, cioè la codeterminazione, i rappresentanti dei lavoratori siedono nei consigli di amministrazione delle grandi e medie aziende con pari diritti degli azionisti. Per legge tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato, eleggono non solo il consiglio sindacale di fabbrica, ma anche i loro rappresentanti nei consigli direttivi delle imprese. In Germania i lavoratori hanno un enorme potere. Il governo delle maggiori imprese, esempio Volkswagen e Siemens, è condiviso da lavoratori e azionisti. Ma tutto questo viene nascosto dal governo italiano e anche dai media e dai giornali nostrani. Andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità e le previsioni del tempo rivediamo le prime pagine anche degli altri, i primi piani degli altri quotidiani, poi torniamo ad approfondire i fatti del giorno. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcollan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue.
Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Vuoi acquistare o vendere? Da domenica riprenderanno le correnti occidentali con transito di una perturbazione a nord delle Alpi, ma ancora variabilità sulla regione padano-alpina. Vediamo le previsioni intanto per oggi. Al mattino nuvolosità variabile con qualche occhiata di sole, probabilmente asciutto, solo 4 gocce. Nel pomeriggio molto nuvoloso con deboli piogge in arrivo dal Veneto, più probabili anche sulla Lombardia orientale dal Mantovano alla Valtellina. Le temperature massime comprese tra i 22 e i 25 gradi. La giornata di domani, venerdì, da nuvoloso a molto nuvoloso, con alcune piogge, soprattutto dal pomeriggio e in serata più frequenti su Lombardia orientale e Veneto, ancora a tratti soleggiato sul Piemonte. Per sabato, abbastanza soleggiato, con annuvolamenti su Alpi e Prealpi, possibile qualche breve pioggia o rovescio su Dolomiti, Valtellina o Robbie, altrove per lo più asciutto. Le temperature massime saranno in rialzo tra 25 e 27. Per domenica variabile con alternanza di sole e nuvole e possibilità di transito di qualche pioggia o breve temporale. Per lunedì nuvoloso e qualche pioggia al mattino, ma dovrebbe migliorare nel pomeriggio. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera.
Torniamo alle prime pagine dei quotidiani di stamani. Il Foglio Quotidiano apre con l'articolo di Paola Peduzzi: il ritardo dell'Occidente in un video. Ci volevano 2 reporter americani ammazzati con una coreografia spietata per fare ciò che migliaia di morti ammazzati prima non hanno fatto: costringere Obama a pensare a una strategia su Siria e Iraq. Poi ci sono le cose italiane. Il Premier e il nuovo PD per non rimanere ostaggio di un governo WhatsApp, cioè tutto basato su ste fesserie qua, comunicazioni via tweet, WhatsApp, annunci, eccetera. E poi si torna di nuovo all'Iraq, i campi della morte in Iraq e il silenzio sugli innocenti, nell'articolo di Giulio Meotti. Così Amnesty International glissa sui Nazareni. Ieri un altro cristiano giustiziato per aver rifiutato la conversione all'Islam. Dal Foglio ad Avvenire, anche qui il primo piano, l'articolo di Barbara Uglietti è dedicato al contagio del jihad, perché il terrore islamico, va aggiunto, può sedurre tra fondamentalismo, identità irrisolte e esibizionismo, i giovani nati in Occidente che si arruolano nel califfato. È una foto a documentare il tutto, una foto che inneggia al jihad postata su Facebook. In un inglese non impeccabile: l'indottrinamento non basta a spiegare la ferocia sistematica con cui agiscono i militanti dello Stato islamico, scrive Uglietti, e nemmeno la psicologia del terrore fornisce uno strumento di analisi sufficiente. Hanno tra 20 e 30 anni, si svegliano, si vestono, trascorrono la giornata umiliando, stuprando, seviziando, uccidendo, decapitando e esercitando le più abominevoli mostruosità, documentandole compiaciuti. Sono gli uomini dello Stato islamico che stanno procedendo compatti in Iraq e Siria col segno distintivo dell'atrocità. L'indottrinamento jihadista, scrive Barbara Uglietti, non basta a spiegare la ferocia sistematica con cui agiscono i miliziani del califfato, e nemmeno la psicologia del terrore fornisce uno strumento di analisi. Il volume e le modalità dell'avanzata fondamentalista tra Iraq e Siria impostano le coordinate di un fenomeno che ha pochi precedenti. Gli uomini dello Stato islamico non sono neanche assimilabili ai loro antesignani di Al-Qaeda. La struttura della rete poggiava su presupposti ideologici cementati dall'ostilità verso Stati Uniti e Israele. Bin Laden era il principe del male, figura capace di coniugare una assenza carismatica e una presenza costante e manipolatrice. Era regista di un network, la rete, Al-Qaeda, che agiva per cellule isolate, nutrite di solitudine e distacco dal mondo, che si predisponevano a colpire. Per Al-Qaeda il terrorismo era il fine, la garanzia di supremazia. Lo Stato islamico, al contrario, considera il terrorismo un mezzo, uno dei tanti, per la conquista, tutt'altro che concettuale, del territorio. Qui si tratta di procedere metro per metro, segnando i confini del califfato, i piedi ben piantati nel terreno, in connessione e come con il mondo. Non si ritengono terroristi, ma un vero esercito che agisce in nome di una religione, l'Islam. Gli analisti concordano sul fatto che la maggior parte di loro, a differenza dei qaedisti, ha una conoscenza limitata del Corano. Al netto di un indottrinamento di facciata, dal libro sacro attingono il necessario per imbastire proclami. Il fondamentalismo è nella pratica, molto più che nella teoria. L'occupazione massiva lanciata a colpi di massacri ha poco a che vedere anche con i genocidi del recente passato. Lì a dirigere l'azione era l'archetipo del nemico, con l'individuazione dell'altro ostile. Il fatto è che lo Stato islamico un nemico non ce l'ha, o meglio, ne ha così tanti: gli americani, gli europei, i musulmani moderati, i sunniti politicizzati, gli sciiti, gli alawiti, i rivali qaedisti, al-Nusra, i peshmerga, la popolazione locale, da doversene inventare uno, le minoranze cristiane e yazida. E a questo punto io mi sono perso nella logica, per cui vi lascio il piacere della lettura. Mentre andiamo a Italia Oggi, con la breve nota firmata da Ismael, commentatore politico, sotto a chi tocca: tutti hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, a meno che si chiamino, mi pare ovvio, Magdi Allam. Lascio da parte il procedimento disciplinare dell'Ordine dei giornalisti contro Magdi Allam, colpevole, secondo l'accusa, d'aver esercitato la sua libertà d'opinione nel luogo deputato a farlo, cioè un libero quotidiano. Su questo aspetto della questione torneremo. Restiamo al capo d'accusa, l'islamofobia, scrive Ismael su Italia Oggi. Allam, egiziano, musulmano convertito a Gesù, considera non l'Islam, ma l'islamismo
che ne è la parodia politica, bella sta distinzione, un pericolo per l'Occidente come per il mondo islamico. Sostiene, magari a torto, ma così la pensa, che il virus islamista sta infettando l'Islam e che le cose si metteranno molto male, sempre peggio, se l'Occidente non imparerà a difendere se stesso. No, qui non ci siamo, perché Hallam non è che sostiene che l'islamismo e non l'Islam sono il pericolo. Il Corano e Maometto, l'abbiamo sentito chiarissimamente e l'ha scritto chiarissimamente. Quindi, partendo da premesse errate, inevitabilmente si arriva a conclusioni errate. Qui non si dice neanche quello che Hallam ha detto veramente, cioè si spaccia per ciò che è, per la propria opinione, come ciò che Hallam ha scritto e detto, al di là del fatto che ciò che ha scritto e detto si può leggere, quindi si può benissimo sapere che cosa pensa e che cosa ha scritto Magdi Cristiano Hallam. Non capisco perché un commentatore debba falsificare ciò che è stato scritto dall'autore che pur difende. Mentre, voltando pagina, abbiamo il cameo di Riccardo Ruggeri rivolto a Travis Kalanick. Travis Kalanick è il fondatore, tra le altre cose, dell'applicazione Uber, quella che piace tanto ai tassisti. Caro Kalanick, scrive Ruggeri, lei sta vivendo un momento magico. La sua Uber, appena fondata, vale già 18 miliardi di dollari e non è neanche quotata in borsa. Immagino il povero Marchionne, che da 10 anni lotta per arrivare a quotare Fiat Chrysler, le studia tutte, gli tendono trappole, eppure lui si accontenterebbe di molto meno di 18 miliardi, la valutazione di Uber. E stiamo parlando di storie societarie centenarie, di auto come Jeep, Alfa Romeo, Ferrari, che dominano l'immaginario collettivo, centinaia di migliaia di dipendenti, oltre 100 miliardi di dollari di fatturato. Arriva lei con una app, una banale app per taxi scalcagnati, e opla, nasce di colpo un business mondiale e si riesuma una definizione andata in disuso, disruptor. Perfino nella nostra Italia elitaria la sua lotta ha provocato orgasmi multipli in salotti e terrazze. La figura del disruptor ha rinnovato per intellettuali e politici una retorica eccitante. La piccola app che, grazie a nuove tecnologie, modelli di business, distrugge la potentissima SIC, lobby dei tassisti, creando nuovi mercati con minori costi, maggior livello di esercizio, scatenando la distruzione creativa. E potrei continuare con la stucchevole retorica liberista da bar sport. Lei mi aveva colpito quando, all'inizio della sua avventura, scrive Ruggeri, al fondatore di Uber, aveva sostenuto che il suo innovativo modello di business prevedeva di abbattere la legislazione in essere. Trattandosi di servizio pubblico, pensavo che il rispetto della legge si imponesse e l'unico modo era arrivare a Washington e rottamare burocrati e normative che si opponessero al nuovo. Il tono di voce con cui la sentii pronunciare Washington mi ricordò quello del nostro Umberto Bossi quando diceva Roma. L'idea era quella classica: per abbattere una lobby occorre crearne una nuova, uguale e contraria. È proprio ciò che lei sta facendo, affidandone progetto e guida al suo vice, appena assunto e strappato addirittura alla Casa Bianca, David Plouffe. Lo scrivo solo per i lettori italiani. Costui è quello che con sublime scaltrezza fece eleggere nel 2008 lo sconosciuto Barack Obama. Si deve riconoscere che lui lo ha lanciato come uno yogurt di fascia alta. Il fatto che Obama si sia poi rivelato un prodotto scaduto non è colpa sua. Tornando a noi, vista la modestia della tecnologia che sta dietro a Uber, sono nate altre iniziative simili, tra queste Lyft, che fornisce servizio identico. Mi riferisce un amico dagli States che lei ha reagito con violenza. Anzi, Uber avrebbe creato l'operazione slog, cioè dei contractors. Si fingono clienti Lyft, una volta sul taxi cercano di convincere gli autisti a cambiare casacca. Lo fanno con ogni mezzo. Sono persino dotati di smartphone e carte di credito non tracciabili. Anche questa, gli anglosassoni nel crimine economico-fiscale sono sempre all'avanguardia. Pesante anche l'altra accusa: i contractors prenotano una corsa per cancellarla all'ultimo, trasferendo così l'immagine di un servizio Lyft scadente. Le confesso, scrive Ruggeri, che quando operavo negli States mai capii dove era collocato il confine fra sconcia concorrenza e sano banditismo. Cosa insegna Uber a noi italiani, che campiamo con tassisti comunali e autisti di rimessa per il segmento alto? Che un mercato ormai frusto può essere distrutto da una app.
Mi sfugge però dove stia in questo modello di business la voce profitto. Il mercato dei taxi è strutturalmente miserabile, finora è stato uno scalcagnato monopolio nelle mani di una lobby di poveracci. Sono in strada 12 ore al giorno per guadagnare meno di un operaio che ne lavora 8 al caldo, protetto dall'articolo 18. Inoltre, conclude Ruggeri, il modello di business Uber ha come presupposto finale, immagino, quello di diventare monopolio-oligopolio, dove la redditività in corso d'opera è assente e l'investitore ha un ritorno solo col valore del titolo, costretto a crescere modello Amazon. E no, la business idea di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, è stata un cambio radicale di paradigma e di ruoli degli attori. A fine percorso, distributore sarà al contempo editore, distributore, libraio, col presupposto che il cittadino sarà al contempo lettore, scrittore, editore. Caro Kalanick, temo che il suo modello di business richieda ancora tanto lavoro. Per ora fra Uber e Fiat Chrysler Automobiles scelgo la seconda. Comunque, auguri. Infine, sempre da Italia Oggi, il sondaggio Loren Consulting, il Partito Democratico perde il 5%, Forza Italia precipita al 14,5%, il Movimento 5 Stelle torna a crescere, la Lega Nord si attesta al 6,5%. Partito Democratico e Forza Italia pagano la responsabilità di riforme annunciate e non immediatamente realizzate. Ma segnaliamo ancora da Italia Oggi l'articolo di Gianfranco Morra sulla ministra Mogherini che fa la mamma PESC. Lo scontro di civiltà non è stato inventato dall'Occidente e non si può contrastare il jihad dicendo come Alberto Sordi boni. Lo scontro di civiltà non è inventato dall'Occidente, che è multietnico e ecumenico fino alla sua disgregazione, scrive Gianfranco Morra, ma dall'Islam che obbedisce al jihad, la guerra santa. Impegnarsi per limitare lo scontro di civiltà è doverosa strategia, ma negarne l'esistenza, come fa Mogherini, è non solo infantile, ma anche controproducente, sostiene Gianfranco Morra, mentre l'America, secondo Alberto Pasolini Zanelli da Washington, è stanca di combattere e sul mondo incombe un califfato di 300 milioni di islamici. Obama, da parte sua, ha distrutto i paesi del Medio Oriente che lo potevano aiutare, sostiene Pasolini Zanelli, storico corrispondente di esteri del giornale già di Indro Montanelli. Secondo Alberto Negri, invece, sul Sole 24 Ore, per battere il califfato serve l'aiuto di Assad. Lo Stato islamico, scrive Negri, non è invincibile, si può sconfiggere con una coalizione di alleati. Lo ha detto Matthew Olsen, direttore del centro antiterrorismo statunitense. Ci vuole un'alleanza globale contro la barbarie, ha detto Barack Obama da Tallinn, affermando che i raid hanno bloccato l'avanzata dello Stato islamico in Iraq. Ma come al solito, commenta Alberto Negri per il Sole 24 Ore, l'Occidente gira intorno al problema fingendo di volerlo risolvere. Lo Stato islamico ha la sua base e matrice ideologica in Iraq, dove fa leva sul malcontento dei sunniti, 20% della popolazione, ma il quartier generale è in Siria. È qui che il movimento jihadista amministra con metodi feroci un terzo del territorio, intere città, con retrovie, canali di rifornimento, basi militari, la maggiore diga, centrali elettriche, pozzi petroliferi, con una linea di collegamento diretta verso il confine iracheno favorita dai rapporti del califfato con le tribù beduine. Lo Stato islamico si ferma in Iraq, ma si batte in Siria. Dovrebbero averlo capito gli strateghi della Casa Bianca. Lo scrive anche il New York Times in un editoriale firmato da Julian Dacey e Daniel Levy dello European Council on Foreign Relations, che ieri ha organizzato un incontro con Javad Zarif, ministro degli esteri dell'Iran, maggiore alleato della Siria con gli Hezbollah libanesi. Gli iraniani hanno fatto un passo indietro, bruciando il premier iracheno sciita Nouri al-Maliki, ostacolo al tentativo di creare un governo iracheno che includesse i sunniti. Ma su Assad gli iraniani non cedono di un millimetro. È su di lui che bisogna contare se si vuole battere il califfato, sul presidente siriano, insomma. Assad, con l'aiuto di Hezbollah e dei pasdaran iraniani, ha la forza militare per opporsi allo Stato islamico. La sua aviazione è ben addestrata, così come la contraerea è una delle migliori della regione. Se gli americani intendono colpire le basi in Siria e indebolire il califfato, devono venire a patti con un regime, quello di Assad, che solo un anno fa volevano bombardare. Per annientare lo Stato islamico, o perlomeno fermarlo, occorre l'appoggio delle forze armate di Assad e quello dei curdi siriani.
Ma anche l'opposizione, scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore, dovrebbe unirsi a questo fronte, compreso lo schieramento jihadista con le formazioni rivali come Jabhat al-Nusra, che sono state uno dei bersagli del califfato. L'esercito di liberazione siriano ELS, emarginato dall'ascesa dei gruppi più radicali, si è già dichiarato disponibile a prendere le armi, ma è troppo debole. Per forgiare un'alleanza con la Siria, l'Occidente dovrebbe rinunciare al mantra che Assad deve andarsene. Non contenti degli insuccessi dell'Iraq e della Libia, Stati Uniti e Europa insistono a ripetere slogan che non hanno riscontro nella realtà. Per quanto brutale e inaccettabile possa essere questo regime, al momento è l'unica alternativa al peggio, cioè all'anarchia e al califfato che decapita, reprime, impone la più stretta osservanza della Sharia. Anche i sauditi, che hanno sostenuto un ampio ventaglio di formazioni radicali perché affini alla dottrina wahhabita del regno, dovrebbero recedere dalle loro posizioni. Sta crescendo una generazione di estremisti che un giorno potrebbe puntare i fucili sulle monarchie del Golfo. Sui giornali arabi, osserva l'ex ministro degli esteri Emma Bonino, dell'ISIS quasi non si parla, come se non esistesse. Questo indica un forte disagio del mondo sunnita, esposto a laceranti conflitti interni. Il califfato ha poche migliaia di combattenti, conta su forze di élite, addestrate, capaci di mettere a segno avanzate rapide e spettacolari, ma probabilmente vulnerabili a offensive massicce e coordinate su più fronti. La sua brutale efferatezza è un segno di determinazione a imporre un ordine intollerante e violento, ma potrebbe rivelarsi sintomo di debolezza nel momento in cui prevalessero l'esasperazione delle popolazioni e l'unità delle forze che gli si oppongono. Il califfato non è invincibile, conclude Negri, ma si batte su più fronti, militari e diplomatici, con realismo. Insomma, per battere il califfato, allearsi con la Siria. Ma c'è una curiosità dal Sole 24 Ore di oggi, ricompare Marco Follini, 60 anni, 6 anni da consigliere di amministrazione della RAI fra l'87 e il 93, 17 anni in Parlamento, vicepresidente del Consiglio fra 2004 e 2005 e adesso è diventato presidente dell'Associazione dei Produttori Televisivi, la APT, e in tale veste viene intervistato dal Sole 24 Ore a pagina 15. Nella mia vita, dice Follini, ho fatto molte cose, ma molto del mio tempo, come testimoniano gli anni in RAI, l'ho dedicato a questioni che riguardano la produzione di idee. Volendo mettere i puntini sulle i, alla presidenza dell'APT non è arrivato vincendo un concorso, scrive il 24 Ore, ma sono stato scelto per dare il mio contributo, scelto dai privati e non dai partiti, dice Follini. Infine, a pagina 19, torniamo alla politica interna, con D'Alema che torna all'attacco, i renziani sono energumeni, dice D'Alema, che già usò questa parola per Brunetta, lo definì energumeno tascabile, come qualcuno ricorderà. Dopo la stoccata di martedì dal palco di Bologna, Massimo D'Alema torna alla carica contro un partito democratico dove, dice D'Alema, non è facile avere discussione democratica, se perfino con un'osservazione garbata si rischia di essere insultati da energumeni renziani, ha detto D'Alema. All'accusa di volersi vendicare per il fatto che non è stato nominato al posto della Mogherini Mr. Pesk, cioè ministro degli esteri della Commissione europea, D'Alema replica: non ho chiesto nulla, mi è stato proposto da loro. È stata cambiata idea? Benissimo, sono libero di fare la mia battaglia politica. D'Alema sostiene inoltre la tesi che Renzi, nonostante la vittoria sulla Mogherini in Europa, esca perdente insieme al Partito Socialista. Purtroppo, dice D'Alema, le principali funzioni nell'Unione Europea, la presidenza della Commissione, del Consiglio, dell'Eurogruppo, sono finite nelle mani dei conservatori e la signora Merkel, ancora una volta, ha una posizione dominante. Non è un gran risultato per i socialisti. Ma le bordate più pesanti arrivano sul tema della gestione del PD. Un grande partito, argomenta D'Alema, non può nascondersi verità e dovrebbe discutere meglio al suo interno di come affrontare la situazione della crisi economica. Se perfino un'osservazione garbata, banale, dando atto al governo dei suoi sforzi, se perfino citando dati dell'Istat si corre il rischio di essere insultati, non è facile avere discussione democratica in un grande partito.
Ho posto un problema reale, ha detto ancora D'Alema, e ho detto che malgrado gli sforzi del governo, la situazione del paese è molto preoccupante per il dramma della disoccupazione che cresce e una crisi economica costante. Si annuncia una riforma importante come quella della scuola, ma intanto ci si dice che non ci sono i soldi per rinnovare i contratti degli statali e quindi anche degli insegnanti. Un grande partito non può nascondersi la verità e dovrebbe discutere meglio al suo interno. D'Alema, tuttavia, non condivide l'iniziativa dei bersaniani per togliere dalla Costituzione il pareggio di bilancio. Non credo che ora il problema sia cambiare la Costituzione, una strada difficile, impervia. Il problema è passare in Europa dalla parola flessibilità, che è parola magica, ma non si capisce cosa vuol dire. Bisogna andare a un accordo serio su come derogare a certi vincoli in un momento di grave crisi come questa. E intanto sul referendum Fiscal Compact promosso dal professor Gustavo Piga, 54 deputati del PD sono nel comitato, è la minoranza democratica, 54 parlamentari del Partito Democratico, alcuni dei quali hanno annunciato l'emendamento per eliminare l'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, hanno aderito al comitato parlamentare di sostegno al referendum per abrogare la legge attuativa del Fiscal Compact varata nel 2012 dal governo Monti. Il termine per raccogliere 500.000 firme scade il 30 settembre, dice il presidente del comitato promotore, il professor Gustavo Piga. Grazie al sostegno della CGIL l'obiettivo è a portata. Il referendum è stato promosso da un gruppo di professori. Il progetto va avanti, dice Piga, grazie alla CGIL che sta facendo un lavoro favoloso. Ha finanziato il progetto e sta raccogliendo le firme. Stiamo lavorando come matti, siamo convinti che ce la faremo. A smuovere le acque si è formato un comitato parlamentare di sostegno al referendum con 95 senatori e deputati, 30 parlamentari di Sinistra Ecologia Libertà, 10 di LED, che è il gruppo uscito da SEL con Gennaro Migliore, e Federico Fautilli di Per l'Italia. Che roba è? È rilevante la partecipazione di 54 esponenti della minoranza bersaniana del Partito Democratico, da Fassina a Lauricella ad Attorre, che martedì hanno annunciato l'emendamento per abrogare il pareggio di bilancio, articolo 81 della Costituzione. Prima della pubblicità vediamo anche l'ultima prima pagina, quella del secolo XIX di Genova. Ieri una giornata di paura ad Albenga, ore di angoscia per la nube tossica, brucia un deposito, fiamme ad Albenga, ma l'allarme diossina rientra. Un incendio accidentale di un deposito di carta e plastica nell'entroterra di Albenga. Dopo la pubblicità torniamo invece al primo piano del Corriere della Sera. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci.
02 66 23 44 22. Torniamo allora al Corriere della Sera con il primo piano dedicato al congelamento del contratto degli statali anche l'anno prossimo, perché non ci sono i fondi, ha detto la ministra Madia. La CGIL, per i lavoratori una perdita di 4.800 euro. E poi c'è la questione della strada per ridurre il debito pubblico con gli immobili pubblici e il cambio di destinazione d'uso più veloce e il ruolo della banca d'affari Rothschild. Lo racconta Mario Sensini, pagina 3 del Corriere della Sera. Un nuovo meccanismo per favorire il cambio di destinazione d'uso degli immobili è pronto. Valorizzare il patrimonio pubblico entrerà nella legge di stabilità. Il sottosegretario all'economia Baretta, CISL, ha appena definito coi comuni il trasferimento di 9.000 immobili a titolo gratuito. Se saranno venduti entro 3 anni lo Stato avrà il 25%, altrimenti li riacquisirà il demanio. Nessun piano straordinario di abbattimento del debito pubblico, ha detto Renzi. Bisogna giocare sulle dismissioni, anzi, giocare sulle dismissioni nelle condizioni attuali del mercato immobiliare sarebbe negativo. Piuttosto c'è una strategia diversa, su 3 piani: la razionalizzazione degli immobili a uso governativo o pubblico, la valorizzazione e anche le dismissioni. Economisti e banche d'affari hanno fatto arrivare proposte a Palazzo Chigi, fra queste il gruppo Rothschild, che ha consegnato a Renzi alcune idee per consentire un taglio del debito fra 100 e 300 miliardi. Quando cominciano a entrare in gioco queste cifre bisogna stare molto attenti al proprio portafogli. Dal 2015 la nuova regola del debito scatta implacabile, il Fiscal Compact, che prevede la riduzione di 1/20 all'anno della differenza tra il livello attuale e il valore di riferimento dei trattati del 60% del prodotto interno lordo. Insomma, non abbiamo capito come cavolo, per dirla elegantemente e in francese, gli immobili pubblici vengano valorizzati per abbattere fra 100 e 300 miliardi il debito pubblico. Abbiamo capito solo che la banca Rothschild ha fatto avere una proposta al governo. Il merito, boh. Ma a pagina 3 c'è anche un articolo interessante. Giuliana Ferraino, sempre sul Corriere della Sera, riprende ciò che ha argomentato sul Financial Times Martin Wolf, classe 1946, principe dei commentatori economici del Financial Times e autore di un libro appena uscito che analizza i cambiamenti nell'economia globale e nel sistema finanziario, gli effetti della crisi iniziata nel 2007. The game is over per l'Italia, cioè il gioco è finito, sostiene Martin Wolf. L'Italia, scrive l'editorialista del Financial Times, è condannata a morire lentamente. Prendetevela con l'euro, vi ha difeso troppo. Peccato, dice Wolf, che l'Italia sia condannata a morire lentamente, perché è un paese straordinario che adoro, ma è come se fosse su un altro pianeta. La moneta unica, scrive Wolf, è stata una vera idiozia. La cosa più sconcertante è che in nessuno Stato c'è stata una discussione seria sugli effetti reali che l'adozione dell'euro avrebbe avuto sulla competitività delle imprese e sul sistema paese. Soltanto Gran Bretagna e Germania, scrive l'editorialista del Financial Times, hanno tenuto un vero dibattito. E infatti Londra saggiamente ha detto no all'euro, sapendo che sarebbe stato un suicidio, mentre la Germania, aderendo all'euro, ne ha capito la portata e non solo ha deciso le regole, ma ha fatto tutte le riforme per funzionare in un'unione monetaria. Gli altri paesi sono stati pazzi, scrive letteralmente Wolf. Gli altri paesi pensavano che l'euro avrebbe risolto tutti i problemi e invece li ha messi a nudo. Certo, la produttività italiana ha smesso di crescere ben prima dell'euro, scrive ancora Wolf, per la mancata modernizzazione del sistema produttivo, per la resistenza delle aziende familiari, per la chiusura agli investimenti esteri e la debolezza del mercato dei capitali. Ma la moneta unica e i cambiamenti nell'economia globale hanno accentuato i mali dell'Italia. Ormai l'euro c'è. Per ridurre la disoccupazione e far ripartire la crescita, senza dimenticare di rimettere in sesto il sistema bancario, gli strumenti sono limitati e difficili da usare, scrive Wolf. La soluzione non può essere l'annuncio di un acquisto di bond sul mercato da parte della banca centrale, quantitative easing. C'è una tremenda resistenza politica nei confronti di queste misure, soprattutto in Germania. Wolf invece lancerebbe i soldi con l'elicottero, come ha fatto la Federal Reserve americana, ma riconosce che un quantitative easing, cioè un acquisto titoli da parte della BCE,
è molto difficile da realizzare in Europa in assenza di un debito federale, visto che non esistono gli eurobond. Servirebbero poi parecchi trilioni, cioè migliaia di miliardi di euro, tenendo conto che l'Eurotower, la BCE, dovrebbe comprare titoli di debito pubblico in proporzione al PIL dei Paesi membri. Francoforte, cioè Draghi, controllerebbe così una larga porzione non solo del debito pubblico italiano e spagnolo, ma anche della Germania, spingendo gli interessi tedeschi ancora più in basso. L'altra faccia della moneta che complica le cose è la competitività, prosegue Martin Wolf sul Financial Times. Un paese a vocazione manifatturiera come l'Italia, che deve recuperare competitività nei confronti della Germania, in un quadro di bassa o zero inflazione non ha altra strada che far cadere in modo significativo i salari, una via che penalizza ulteriormente i consumi. Ricordate il ragionamento che, se avete letto il libro, il cuore della tesi del professor Bagnai, nel libro Il tramonto dell'euro, è proprio questa. E anche Martin Wolf sul Financial Times sottolinea che se tu vuoi far competitività in una moneta unica è stata una vera idiozia, è la premessa di Wolf, ma se tu vuoi essere competitivo in un sistema di questo tipo come si è creato con l'euro, cosa fai? Devi ridurre, comprimere, abbassare i salari. E come fai ad avere sviluppo e consumi se abbassi i salari costantemente? Oppure si può aumentare in modo considerevole la produttività, soluzione che però fa crescere la disoccupazione nel breve periodo. È il dilemma competitivo italiano, che ha davanti a sé uno scenario davvero terribile, scrive Wolf. Se oggi il premier Renzi mi chiedesse cosa fare, non saprei cosa consigliargli. Tra salari più bassi e più disoccupazione, meglio al limite la seconda ipotesi, dice Wolf. L'Italia è comunque un disastro strutturale. Sarà incredibilmente difficile evitare una ristrutturazione del debito pubblico. Avete bisogno di un new game, di un nuovo gioco, dice Martin Wolf. Il nuovo gioco potrebbe essere semplicemente prendere atto del fatto che l'euro, la moneta unica, è una vera idiozia, come scrive lo stesso Wolf. Pagina 3 del Corriere della Sera, mentre a pagina 6, anche qui uno legge 5 colonne di articolo per capire cosa farà, perlomeno per capire quello che il Corriere ci dice che farà la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Darà priorità alle imprese, è la scelta di Draghi. La BCE decide sulla spinta alla crescita e uno si domanda, cioè, in pratica, cosa fa? Leggi 5 colonne e non lo capisci. Il direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce stamani a Francoforte, questo lo sappiamo. Intanto il Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Giorgio Napolitano, ha ricevuto ieri al Quirinale Francesco Giavazzi, economista, docente della Bocconi, editorialista del Corriere. Lo ha reso noto ieri pomeriggio una nota diffusa al Colle. Anche qui uno dice, cosa ci va a fare Giavazzi al Quirinale? Cioè il Quirinale rilascia una nota e non si dice per quale motivo Giavazzi è andato al Quirinale. Vabbè, avranno preso il tè e chiacchierato un po', mentre Renzi non andrà a Cernobbio e accusa D'Alema, lavora contro, critica i salotti buoni, mentre D'Alema replica non c'è discussione democratica, l'abbiamo già visto. Intervista al vice segretario del PD, presidenta della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, la quale dice ai D'Alemi, al plurale, non devono intralciarci. Le debolezze di chi pensa che non arrivi mai l'ora della pensione ci ha rotto le scatole, sostanzialmente, dice Serracchiani. D'Alema ha fatto molto per la nostra storia, ma sa che questo molto non si deve per forza ripagare con una poltrona. Da D'Alema del poltronaro. Insomma, D'Alema credo che possa impiegare dal mezzo secondo al secondo e mezzo per mangiarsi la Serracchiani, diciamo così, da un punto di vista dialettico, ovviamente. Mentre questa qui è bella, carina, simpatica. Sapete la fidanzata di Silvio, con chi è andata a mangiare la pizza a Napoli? Con Noemi Letizia. Incredibile, non si sa se c'era la madre o il padre di Noemi Letizia. Il marito della ragazza, della Noemi, è un dirigente di Forza Italia. Mentre Berlusconi ha sentito Renzi e si è offerto come mediatore. Gli ha detto, che pensi me? Io sono utile sulla politica estera. Contatti di Berlusconi con Putin e altri leader europei. Ieri l'ha chiamata anche al ministro Mogherini. Gli ha detto, Federica, ti do io la mano amica, ha detto Silvio alla Mogherini, mentre
A pagina 10 del Corriere della Sera cerchiamo di capire quali sono i 7 punti che Putin ha proposto all'Ucraina per la pace. È l'offerta del Cremlino per la pace in Ucraina. Si negozia per un'intesa, Mosca vuole una regione autonoma o un assetto federale per riconoscere le esigenze dei russi, Kiev pensa invece a un bel muro. Putin ha annunciato ieri le sue 7 condizioni per il cessate il fuoco. Lo status dell'Ucraina orientale resti oggetto di colloqui futuri, primo. Poi stop alle operazioni offensive delle forze armate ucraine, ma anche dei ribelli russi. Poi deve esserci controllo internazionale sul cessate il fuoco, con creazione di una zona di sicurezza e fine dei raid aerei contro i civili. Chiesto lo scambio di tutti i prigionieri senza condizioni e l'apertura di corridoi per i profughi e per gli aiuti umanitari. La proposta è al centro dell'incontro di venerdì a Minsk del gruppo di contatto OSCE Russia-Ucraina ribelli. Il 16 settembre però si svolgeranno in Ucraina manovre dell'Alleanza Atlantica della NATO, presenti anche 200 parà statunitensi. Che se non fosse tragica sarebbe ridicola, così com'è più o meno la scelta del Corriere della Sera di far raccontare ad Albano la situazione. Sto con Putin, è come l'Istria, quella zona dell'Ucraina, dice Albano, peraltro con molto buon senso. Tutti sanno che l'Istria è italiana, così come tutti sanno che l'est ucraino è russo. Ho conosciuto Putin nell'87, è un mio fan, ho cantato al suo compleanno col presidente e i suoi si sta da Dio, dice Albano al Corriere della Sera, in veste di commentatore di politica estera, mentre Obama avrebbe intenzione di adottare una linea dura, l'avevamo capito, contro Mosca, ma con la possibilità di arrivare a una soluzione politica. Il presidente in Estonia ha rassicurato i paesi baltici, ha detto che i rinforzi contro Putin sono in arrivo. I confini non si tracciano con la pistola, dice Obama. Viene da ridere. Viene invece da piangere leggendo l'articolo di Lorenzo Cremonesi, nel senso letterale del termine, perché stiamo parlando della sorte terribile che presumibilmente aspetta un uomo, il britannico David Cawthorne Haines, ostaggio dello Stato islamico, mostrato alla fine dell'ultimo video, quello in cui si mostra la decapitazione di Steven Sotloff, come il prossimo. Cosa farà adesso, scrive Lorenzo Cremonesi da Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, cosa farà il governo britannico per evitare che David Cawthorne Haines venga decapitato dai criminali dello Stato islamico di Siria? L'ostaggio 44enne è il primo sulla lista dell'orrore. Il boia nero, che la stampa anglosassone chiama John il Britannico, per il suo marcato accento londinese, ha mostrato quest'uomo coi capelli corti e la solita tunica arancione nel video in cui taglia la testa a Steven Sotloff 2 giorni fa. Il rituale è pronto. Il sacerdote dell'orrore ha già annunciato che dopo 2 americani toccherà un cittadino inglese. Il prossimo sarà britannico, titolava lugubre ieri il Times di Londra. Londra continua a rifiutare di trattare coi terroristi, non paga i riscatti pretesi dallo Stato islamico per rilasciare gli ostaggi, piuttosto promette battaglia. Come? Probabilmente c'erano anche le teste di cuoio britanniche nell'operazione condotta da forze speciali americane a luglio per cercare di liberare gli ostaggi occidentali in Siria. Andò male. Potrebbero riprovare, ma gli jihadisti sono più che mai in allarme. Londra potrebbe intensificare la cooperazione con l'aviazione americana in Iraq e non è esclusa la possibilità di raid specifici in Siria. Le opzioni militari, ha detto Cameron, sono sul tavolo. In Italia, racconta Cremonesi, c'è un testimone importante che forse può fornire informazioni. Si tratta del cittadino italo-svizzero Federico Motka, liberato il 25 maggio scorso dopo che l'Italia aveva pagato un lauto riscatto. Si parla di oltre 6 milioni di euro. Era stato rapito il 12 marzo 2013 nel campo profughi di Atmeh, Siria settentrionale. Lavorava per l'organizzazione umanitaria non governativa francese Acted. Con lui erano stati rapiti anche 2 collaboratori locali e la loro guardia del corpo, che è proprio l'ex militare dell'esercito britannico di origine scozzese Haines, la prossima vittima annunciata da John il britannico, John l'inglese, ovvero dallo sgozzatore di Sotloff e di Foley. L'ex militare dell'esercito britannico è appunto l'ostaggio mostrato alla fine dell'ultimo video. Vai sul sito della biografia di quest'uomo, Haines, e trovi che da oltre 20 anni ha lavorato come contractor per la sicurezza in varie aree pericolose del pianeta. Di lui
L'italo-elvetico Federico Motka non ha mai parlato coi giornalisti, ma in spezzoni di interviste ha raccontato la lunga prigionia, le ripetute fasi di torture fisiche e minacce psicologiche. Per ben 6 volte lui, Motka e gli altri ostaggi vennero costretti a inquietanti spostamenti per cambiare di prigione. La stampa inglese sottolinea il calvario dello scozzese. In cella con Haynes sono stati un italiano, un danese e 4 francesi, ma alla fine sono stati tutti liberati. I riscatti medi pagati dai rispettivi governi sopra i 5 milioni di sterline. Ad accrescere le sofferenze di Haynes è il carattere internazionale della cellula dello Stato islamico che lo tiene prigioniero. Tra loro ci sarebbero infatti 4 estremisti inglesi, soprannominati i Beatles, e una decina di fanatici sauditi, scrive Cremonesi. Sempre poi dal Corriere della Sera, dalla pagina degli esteri, andando ad argomento molto più futile, incomparabilmente futile, è uscito in Francia e fa discutere il libro dell'ex compagna del presidente Hollande, Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment, grazie per questo momento, di Valérie Trierweiler. È uscito ieri e già in testa alle vendite su Amazon, stampato in segreto in Germania in 200.000 copie, racconta la vita della signora, mettiamola così, Trierweiler con il presidente Hollande. Socialista che odia i poveri e li chiama sdentati, racconta Trierweiler, un ritratto feroce del presidente, dal racconto dell'ex premier Daum, un leader freddo, cinico e maschilista. E oltretutto uno che le manda 30 messaggi al giorno ancora oggi perché vorrebbe ricucire con lei. C'è una scenetta raccontata da Valérie Trierweiler, che tra l'altro non è il suo vero cognome. Il vero cognome di Valérie è Massonneau. Valérie usa il cognome infatti del secondo marito. Comunque è giornalista di Paris Match e ha affidato al settimanale qualche anticipazione. Per esempio, il ricordo di un Natale a casa della madre di lei, di Valérie, con un gruppo di 25 parenti. I Massonneau, questo è il vero cognome della Trierweiler, l'ex première dame, sono una famiglia semplice. La madre è cassiera in una pista di pattinaggio, il padre è invalido di guerra, morto quando Valérie aveva 21 anni. Dopo il pranzo con i 25 parenti, il presidente Hollande si è rivolto alla compagna, all'allora compagna Valérie, dicendole: certo, non è mica tanto bella questa famiglia Massonneau. Trierweiler lo definisce uno schiaffo. Non è bella la famiglia Massonneau, eppure sarebbe così rappresentativa dei suoi elettori, scrive Valérie Massonneau Trierweiler nel libro. Si è presentato come l'uomo che non ama i ricchi, in realtà non ama i poveri. Lui, uomo di sinistra, in privato i poveri li chiama gli sdentati, tutto fiero della sua battuta. Dopodiché la Trierweiler racconta anche un'altra scenetta. Prima di una cena di Stato Hollande le dice seccato: ma ti ci vuole tanto tempo per essere così bella? E lei risponde: sì, un po', e lui, eppure non ti si chiede nient'altro. È freddo, non sorride, sono la sua spalla, ma non devo valere niente, scrive la signora Trierweiler. E poi questo qui dice: mi manda 29 sms in un giorno, mi dice che mi vincerà come se fossi un'elezione, mi dice che ha bisogno di me, vuol tornare con me. Vabbè, chiudiamo il capitolo di politica estera con questa storiella qua, che peraltro è molto presente sui giornali di oggi. Per quanto riguarda invece la pagina economica del Corriere della Sera, la RAI privatizza, no, cosa avete capito? Non è che si privatizza la RAI come avevamo scelto noi cittadini nel referendum del 93. La RAI privatizza una parte di sé. Le torri della RAI, Rai Way, gli impianti in borsa per 400 milioni. Pronto il decreto per il collocamento del 40-49% di Rai Way in piazza Affari. E sempre dall'economia, il pezzo di Ivo Caizzi da Bruxelles su il GPS, il navigatore, il satellitare, insomma, europeo, si chiama Galileo. GPS sta per Global Positioning System, la trasmissione di un segnale radio da parte di satelliti, l'elaborazione dei segnali ricevuti, il che rende possibile calcolarne informazioni sulle coordinate geografiche e via dicendo. Conto di 150 milioni di euro per i 2 satelliti Doresa e Milena che si sono persi nello spazio, scrive Caizzi. 3 inchieste, un piano da 7 miliardi per il GPS europeo, 7 miliardi a livello Unione Europea. Mentre chiudiamo dal Corriere della Sera con il commento di Mario Garofalo sui camici neri dell'ospedale di Potenza e l'omertà di chi doveva denunciare. Una storiaccia che probabilmente è anche squalida e terra a terra, di ricatti fra medici
di personaggi schifosi, diciamo così. Anche la voce di quel tizio che si sente nella registrazione fa presumere tutto il peggio immaginabile, secondo me, in quell'ambientino lì, ma anche una roba molto terra terra e modesta, a parte il fatto che bisogna accertare in che modo è stata condotta l'operazione sulla signora 71enne che alla fine è morta, e questo non è certamente un particolare di secondo piano, anzi, però il tono delle conversazioni registrate poi non si sa bene perché, per chi, insomma, una storiaccia losca ma anche molto miserevole. E sempre rimanendo al primo piano, ma andiamo alla Stampa di Torino, in questo caso c'è da segnalare l'articolo di Maurizio Molinari sullo Stato islamico che arruola gli europei convertiti. Il numero degli occidentali che combattono in Siria, tra l'altro lo Stato islamico ha minacciato anche Putin, che fornisce armi all'Iraq. Porteremo il jihad in Cecenia, ha detto lo Stato islamico. Attenzione, perché Putin in Cecenia ha un'esperienza lunga su come si affrontano i terroristi islamici. Intanto il numero degli occidentali che combattono in Siria, in Iraq, è stimato in circa 3.000, scrive Maurizio Molinari per il quotidiano torinese. E il 20-25% di loro sono convertiti all'Islam, che rendono ancor più difficile il lavoro dell'antiterrorismo nei paesi d'origine. È quel che emerge dagli studi del Centro Sicurezza dell'Università di Zurigo, curati dal professor Lorenzo Vidino. Uno degli estremisti islamici più noti in Germania è l'ex rapper Gerhard Kuspert, già noto come Deso Dog, che combatte in Siria nello Stato islamico, dice Vidino, secondo il quale anche in Italia i convertiti sono circa il 20% dei jihadisti. Si distinguono per avere un'età di 30-40 anni e un'educazione medio-alta. Il 20-30% dei jihadisti sono insomma italiani convertiti. È la trasformazione dell'estremismo islamico europeo avvenuta negli ultimi anni, scrive Molinari. Giova ai convertiti perché si è passati da una fase in cui i jihadisti operavano per gruppi nazionali come i tunisini o gli egiziani alla tendenza di trovarsi tutti nel fondamentalismo online. È il risultato di un passaggio generazionale. Sui siti internet jihadisti i protagonisti sono persone nate e cresciute in gran parte nei paesi occidentali che si riconoscono più nel fondamentalismo in sé che non nelle origini nazionali, dice Vidino, sottolineando come questo porta a una situazione nella quale i convertiti hanno più facilità a emergere e ad affermarsi, finendo a combattere come volontari in Siria o Iraq. La conseguenza è la moltiplicazione dei rischi per i paesi di origine, dove i reduci dalla Siria hanno già dimostrato di colpire. Oggi abbiamo letto proprio sul Giorno, da Cologno Monzese alla Siria, quanti bei personaggi, e poi vanno là a fare azioni non solo di guerra ma anche esecuzioni capitali. In maggio a Bruxelles, con l'attentato al museo ebraico, dove il franco-algerino Mehdi Nemmouche ha causato 4 vittime. Nell'ottobre precedente a Londra, dove Scotland Yard sventò il piano di 3 anglo-musulmani di compiere attacchi multipli in pieno centro, sul modello di Mumbai 2008. Nel tentativo di disinnescare tale pericolo in patria, naturalmente, le nazioni di provenienza degli jihadisti adottano provvedimenti difensivi su 2 fronti: ritiro passaporti, contromisure online. L'Australia applica il ritiro passaporto ai cittadini che hanno seconda nazionalità e mostrano sintomi jihadisti. La Francia studia una legge analoga. Nel frattempo aumentano gli arresti fra i giovani musulmani ad alto rischio. L'Olanda vuole facilitare il ritiro della nazionalità ai jihadisti. In Gran Bretagna Cameron vuole il ritiro passaporto a chi ha combattuto all'estero. L'unità di antiterrorismo digitale negli ultimi 4 anni ha rimosso dal web 45.000 informazioni fondamentaliste, con risultati tali da spingere Obama a suggerire ai giganti della Silicon Valley di adottare provvedimenti simili per mettere fine all'uso dei social network come vettori di odio. Ci troviamo tutti a operare sulla base della previsione, riassume Hans-Georg Maassen, capo del controspionaggio tedesco, che fra chi combatte in Siria e in Iraq vi saranno persone che torneranno qui per compiere attacchi. Con questo noi chiudiamo la rassegna stampa. Adesso la regia, piano piano sfumando, ci farà riascoltare la parte finale, non l'abbiamo ascoltata ieri, della ballata numero 1 in sol minore di Chopin, suonata straordinariamente bene da Hélène Grimaud. Meravigliosa.